Sarà lutto in tutto il Veneto, bandiere a mezz'asta, ferme attività ai negozi. Sono state fissate per giovedì pomeriggio le esequie delle 4 vittime della bomba d'acqua di sabato sera e sarà un funerale congiunto. Fabrizio Bortoli, Maurizio Lot, Luciano Stella, Giannino Breda varcheranno insieme i portoni della cattedrale di Pieve di Soligo. Insieme sabato sera nel dì di festa e spensieratezza trasformatosi in tragedia, insieme nel saluto ultimo alle famiglie, al territorio martoriato e stravolto dalle perdite, nel commiato da tutta la regione. Giovedì 7 agosto alle ore 15 a Pieve di Soligo. Immaginiamo che appunto l'evento abbia scosso così tanto le nostre comunità e quindi l'affluenza di persone sia tale da dover pensare anche a dei maxi schermi. I maxi schermo saranno allestiti al Cinema Careni di Pieve di Soligo ed è previsto grande cordoglio anche per domani. A partire dalle 9 verrà allestita la camera ardente all'ospedale Santa Maria dei Battuti di Conegliano. La vicinanza alla regione arriva anche dal resto del paese. Prima c'era stato il cordoglio del presidente, questa mattina la visita del ministro all'ambiente, nel pomeriggio il minuto di silenzio osservato da tutto il Senato in onore delle 4 vittime di Refrontolo.